Era in sella alla sua moto da cross, da Treviso si stava dirigendo verso Villorba quando all'altezza dell'ippodromo un camion lo ha travolto. Il giovane di 17 anni è volato a terra ed è finito sotto un furgone che stava sopraggiungendo dalla parte opposta. Il ragazzo è stato subito soccorso dagli uomini del SUAM 118 che lo hanno stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale. Il 17enne, residente a Casale sul Sile, è stato ricoverato in prognosi riservata dove sta lottando tra la vita e la morte. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Villorba. La dinamica è ancora a vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima ricostruzione il motociclista è stato travolto dal camion che stava effettuando una manovra. Il traffico lungo la strada è stato completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia per permettere il soccorso del ragazzo e la rimozione dei mezzi. La viabilità è tornata regolare solo dopo diverse ore. Il gravissimo incidente è accaduto intorno alle 8:50. Buone notizie invece per l'altro giovane, Alberto Antonello, 19 anni, ricoverato prima a Mestre e poi a Castelfranco dopo il tragico incidente avvenuto a Musile di Piave dove ha perso la vita la fidanzata Giulia di 18 anni. Il giovane è stato dimesso dal nosocomio per continuare le cure presso la propria abitazione.